Oggi festa per i 173 anni della fondazione della Polizia di Stato, grande messaggio di legalità lanciato dal questore Palumbo ad un teatro del Palacongressi gremito. Arrivano i commissari straordinari per 29 comuni dell'Agrigentino che non hanno approvato il bilancio di previsione. Sabato la CGIL apre la campagna referendaria al piazzale Giglia di San Leone, riflessioni sul tema, dibattito con il pubblico e musica. Il PD dice no alla biblioteca dell'Utriana nella Valle dei Templi. Siccità, arrivano i ristori della regione per gli agricoltori, stanziati 35 milioni. Gli architetti, finalmente si fa sul serio, finanziati 7 interventi di riqualificazione di centri storici nell'Agrigentino. Renzo Marino, in rappresentanza del Comitato Cannatello, incontra il sindaco e mette sul tappeto le 1000 criticità del popoloso quartiere. Venerdì congresso della sinistra italiana, mentre l'Ordine dei Medici sabato discuterà di autismo. Bentrovati dalla redazione di TVA Notizie. 173 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. Oggi c'è stata una imponente manifestazione al Palacongressi. Il questore ha detto è una ricorrenza importante per affermare il sacrificio e la legalità. Vediamo. Celebrato oggi al Palacongressi di Agrigento il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con il saluto del questore Palumbo alle autorità provinciali, civili e militari, religiose presenti. Palumbo ha affermato nel suo discorso che oggi è una ricorrenza importante per il suo valore di testimonianza, di sacrificio dei suoi appartenenti per la legalità del territorio a beneficio dei suoi cittadini e delle istituzioni. La data del 10 aprile segna il giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 121 contenente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. La scelta di questo giorno, ha affermato il questore, è stata particolarmente significativa, non indica semplicemente la data della fondazione del glorioso corpo della Polizia di Stato, ma integra in maniera indissolubile la Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza. In tale contesto viene segnato il legame che la Polizia di Stato ha con l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria. Legame di cui sono testimone come questore della provincia ogni giorno e di cui ringrazio i comandanti provinciali per il loro quotidiano impegno e per quello delle loro donne e dei loro uomini. Esserci sempre è il motto della polizia. Oggi si festeggia il compleanno 173° anno. Sì, esserci sempre è il motto che è stato scelto per quest'anno, è un motto che si rinnova negli anni ed è un motto che fa parte del nostro DNA. Esserci sempre vuol dire non soltanto essere presenti sul territorio con le nostre pattuglie, con i nostri donne e uomini, ma esserci sempre vuol dire anche essere parte di un territorio, essere degli attori che insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, fanno il loro meglio per costruire la sicurezza per questa comunità. È il giorno dei riconoscimenti oggi. Sì, è un giorno molto importante perché premieremo molti poliziotti e poliziotte che hanno fatto assolutamente benissimo il loro lavoro, dando molto più di quanto che è stato richiesto. Abbiamo anche delle premiazioni importanti quest'anno con delle promozioni per merito straordinario, perciò è un'occasione veramente importante. Un bilancio dell'anno ce lo può fare questione, sinteticamente ovviamente, dell'attività che avete fatto? Guardate, un bilancio io non lo vorrei tradurre in dati. I dati, come sempre, noi tradizionalmente li diamo a voi della stampa perché è giusto che voi facciate un bilancio effettivo su quello che è stato fatto. Io vi posso dire il mio personale bilancio come capo della polizia di questa provincia.
Il mio è un bilancio assolutamente positivo, perché ho visto l'impegno della nostra struttura in tutte le sue articolazioni, dalla questura alle specialità e i commissariati sul territorio, assolutamente positivo e percepito come tale dalle istituzioni. Abbiamo portato avanti numerose iniziative di lavoro, abbiamo dovuto affrontare molte sfide che il territorio ci metteva di faccia, abbiamo dovuto affrontare sfide sia per quanto riguarda la criminalità, il controllo del territorio, ma anche tante manifestazioni che vanno a costituire l'essenza stessa di questo territorio, da quelle religiose a quelle sportive, perché tutto questo costruisce effettivamente il territorio della provincia di Agrigento, e permettere lo svolgimento di tutto questo in piena sicurezza vuol dire contribuire alla riuscita di queste manifestazioni. La riuscita vuol dire dare un contributo effettivo affinché Agrigento, sia come città che come provincia, appaia sempre al meglio, non soltanto per i suoi cittadini, ma anche per i tanti che vengono qui a vedere le bellezze di questo territorio. Anche per Agrigento 2025 c'è una maggiore sicurezza, insomma, ovviamente, no? È quello che ci auguriamo, è quello per cui lavoriamo ogni giorno. L'impegno della Polizia di Stato è diuturno, loro si impegnano per il benessere della collettività. Oggi è una grande festa, tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono sempre impegnate per tutelare il cittadino. Io sono profondamente orgoglioso di essere oggi presente a questa giornata celebrativa della Polizia di Stato. La Questura di Agrigento sappiamo quanto sia impegnata nella lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità comune, i flussi migratori su Lampedusa che impegnano tutti i dispositivi presenti sul territorio. Quindi un applauso alla Polizia di Stato che con grande impegno, con sacrificio e con dedizione, che ha sempre contraddistinto i poliziotti e le poliziotte di questa provincia, sono sicuramente al centro della nostra attenzione. Oggi è una grande festa per loro e tanti auguri alla Polizia di Stato. E domani altra giornata importante, perché verrà celebrata la giornata del mare e della cultura marinara, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, con la collaborazione della Lega Navale Italiana, Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Porto Empedocle, WWF Italia, Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, Mare Amico, Scuola Nazionale Cani di Salvataggio, Sezione Sicilia, hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione dedicata agli alunni degli istituti primari del territorio. Inizierà tutto a partire dalle ore 9 e proseguirà per l'intera durata della mattinata. E adesso parliamo dei commissari che arrivano. L'assessore agli enti locali Messina li ha nominati perché ci sono, per esempio nell'Agrigentino, 29 comuni che non hanno ancora approvato i bilanci di previsione. Pubblicati oggi i decreti di nomina dei commissari straordinari per i comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2025-2027. Nonostante la scadenza sia stata fissata al 28 febbraio scorso, si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della Regione Siciliana che coinvolge ben 179 amministrazioni comunali nell'isola. L'assessore regionale all'autonomia locale Andrea Messina ha disposto la nomina dei commissari al fine di garantire il rispetto degli obblighi contabili e amministrativi. Il bilancio di previsione non è un atto formale, dichiara l'assessore Messina, ma rappresenta lo strumento fondamentale attraverso cui un comune programma i servizi e gli interventi per i cittadini, pianifica le attività e i servizi da erogare nel triennio ed è una condizione imprescindibile per l'autorizzazione delle spese pubbliche. Non possiamo permettere che l'inerzia amministrativa ricada sulla qualità della vita delle comunità
siciliane. I provvedimenti interessano diverse province, tra cui 13 quelli di Caltanissetta, 29 nel Catanese, 6 nell'Ennese, 42 nel Messinese, ben 84 nella provincia di Palermo, 3 nella provincia di Ragusa, 10 nel Siracusano, 13 nella provincia di Trapani e 29 quelli della nostra provincia, tra cui Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Lampedusa, Linosa, Lucca Sicula, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sciacca e Villafranca Sicula. Parliamo adesso dei referendum perché sabato 12 aprile la CGIL presso il piazzale Giglia ha promosso l'apertura della campagna referendaria sul lavoro, la cittadinanza, per cui si voterà l'8 e il 9 giugno. La manifestazione offrirà una combinazione di musica e approfondimento informativo ed è promossa dal Comitato Provinciale promotore per i 5 referendum. Si inserisce in una iniziativa nazionale dove in oltre 120 piazze è prevista una mobilitazione unitaria in cui verranno illustrati i motivi e le ragioni a sostegno del referendum, con l'obiettivo di fornire chiarezza sui temi in gioco. Ad esibirsi poi ci saranno 2 gruppi musicali, gli SP19 Rock Band e gli Smart Acoustic. Ad accompagnare con momenti di musica ci saranno una serie di interventi da parte dei membri del comitato in cui il pubblico avrà la possibilità anche di interagire con i relatori. E proprio ieri Marcello Dell'Utri aveva rilanciato l'idea di creare la biblioteca nella Valle dei Templi, idea che fu subito sostenuta da Insieme del Sociale, ma oggi arriva il PD e dice no, non ci sta. Vediamo perché. Nota stampa del Partito Democratico di Agrigento sulla biblioteca di Marcello Dell'Utri nella Valle dei Templi. Consentire a Marcello Dell'Utri di intestarsi una biblioteca della Valle dei Templi, per di più nel forte contesto mediatico delle celebrazioni di città capitale italiana della cultura, per i componenti del PD agrigentino è un maldestro tentativo di fornire una patente di intellettuale e mecenate a un personaggio che ha necessità di cancellare un passato impresentabile. Dell'Utri ufficialmente non fa più politica, ma nei fatti è oggi uno dei potenti della politica siciliana. È lui che ha determinato l'elezione a sindaco di Palermo di Roberto Lagalla, costringendo al ritiro il candidato di Forza Italia Francesco Cascio. È sempre lui che ha costruito il successo alla presidenza della regione di Renato Schifani contro il volere di Gianfranco Miccichè, presidente uscente dell'Assemblea regionale siciliana. E oggi con la sua biblioteca può presentarsi come patrono dell'arte, intellettuale illuminato che crea cultura e occasioni di studio grazie alla sponda del suo fedelissimo scudiero, l'agrigentino Roberto Gallo, che nei fatti governa e muove le decisioni dell'ente parco archeologico di Agrigento. Se la sua ambizione spudorata, continuano i rappresentanti del PD, dovesse realizzarsi presentando come una sua creatura la biblioteca della Valle dei Templi, questo costituirebbe un vulnus gravissimo alla credibilità delle istituzioni e all'immagine di Agrigento nel mondo. Un parco archeologico di straordinaria bellezza, tutelato come bene dell'umanità dell'UNESCO, che riserva invece gli onori dovuti ai grandi intellettuali a un pregiudicato di mafia, è un fatto inammissibile per i componenti del PD agrigentino. Saremmo agli occhi dell'establishment e dell'opinione pubblica nazionale e internazionale una città che sublima la cultura mafiosa e calpesta i valori della democrazia e della libertà. Ciò non possiamo permetterlo, concludono i rappresentanti della segreteria cittadina agrigentina del Partito Democratico.
Prevenzione dei femminicidi, presentato all'ARS da parte del Movimento 5 Stelle il primo disegno di legge regionale per l'educazione sentimentale, affettiva e sessuale consapevole. L'innovativo testo, a prima firma dei deputati Sonseri e Ciminnisi, mira a prevenire la violenza di genere attraverso la cultura del rispetto e la formazione. E adesso parliamo di siccità, perché arrivano ristori per 35 milioni. Barbagallo afferma che la regione è a fianco degli agricoltori. Contro i danni causati dalla siccità, via libera e ristori per 35 milioni di euro. La regione siciliana dà attuazione per l'anno 2025 agli interventi previsti nel programma di sviluppo rurale 2014-2022 per aiutare le aziende che hanno subito danni a causa degli eventi di siccità che si sono verificati durante l'anno 2024. La dotazione finanziaria del bando è pari a 35 milioni di euro, interamente a carico del FEASR. La somma è così ripartita: 18 milioni per il comparto agrumicolo, 11 milioni per quello dell'olivo, 6 milioni per i comparti del mandorlo e del pistacchio. La Regione è a fianco degli agricoltori, come dimostra questa misura. Il sostegno previsto mira a garantire il recupero di competitività e redditività delle imprese, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, concentrando le risorse disponibili sui soggetti maggiormente colpiti dalle calamità naturali sulla base di criteri oggettivi. Un'altra misura che arriva dopo gli aiuti forniti al comparto cerealicolo è quello dell'apicoltura, il bonus fieno per lo zootecnico, gli aiuti alla viticoltura e lo sgravio delle cartelle esattoriali per le aziende colpite dalla siccità. I beneficiari sono imprenditori singoli o associati che esercitano attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. L'importo massimo per ristoro per ogni singolo beneficiario è fissato in euro 25.000. Il contributo in forma forfettaria sarà erogato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande di sostegno e pagamento ammesse entro il prossimo 30 giugno 2025 in funzione della dotazione assegnata a ogni comparto culturale. La presentazione della domanda avverrà per via telematica utilizzando la funzionalità online messa a disposizione da AGEA attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Il bando può essere consultato presso il sito della Regione Siciliana. Un tragico incidente ha scosso la comunità di Capodorlando, dove una donna ha perso la vita e diversi giovani sono rimasti feriti a seguito di uno scontro tra due veicoli. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 11 lungo la statale 113 nei pressi di Contrada Drago, al chilometro 169,900. Questo tratto di strada, caratterizzato da un lungo rettilineo, è già tristemente noto per altri gravi incidenti stradali. Secondo le prime informazioni, a bordo di una delle vetture, una piccola utilitaria, viaggiavano 3 ragazzi, mentre la vittima, una donna di 77 anni, si trovava su un'altra utilitaria insieme al marito rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche l'elisoccorso e diverse ambulanze del 118. Il lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, è stato particolarmente difficile. Lo scenario che si è presentato ai soccorritori era drammatico. I veicoli coinvolti hanno impattato contro un muro accartocciandosi e uno di essi si è addirittura capovolto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di Militello sono intervenuti con un'auto pompa serbatoio e un pick-up attrezzato. Alcuni degli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli distrutti, ad eccezione di una persona che era rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco hanno estratto l'infortunato utilizzando cuscini Vetter, un divaricatore idraulico e una cessoia idraulica. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasporto d'urgenza con elisoccorso al Policlinico di Messina. Gli altri 3 feriti sono stati invece trasportati all'ospedale di Sant'Agata di Militello. La persona deceduta è stata trasportata all'obitorio del Policlinico di Messina. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i vigili urbani, i carabinieri e la polizia.
Si cerca adesso di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Dopo aver bonificato l'area e messo in sicurezza il tratto di strada, i vigili del fuoco hanno concluso l'intervento nel primo pomeriggio. Per diverse ore la strada statale interessata dal sinistro è rimasta chiusa al transito in entrambe le direzioni di marcia e il traffico deviato su viabilità locale. Ancora notizie di cronaca, un sacchetto di plastica contenente 6 cartucce di grosso calibro inesplose ed una pianta ornamentale è stato rinvenuto davanti la porta d'ingresso dell'abitazione di 2 fratelli a Favara. Sul posto sono accorsi i carabinieri della tenenza locale, cartucce e pianta sono state poste sotto sequestro e la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta attualmente a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di minaccia. E ancora a Campobello di Licata i carabinieri del NAS di Palermo insieme ai militari della locale stazione hanno trovato all'interno di un bar del paese un deposito di prodotti alimentari non autorizzato. A carico del proprietario dell'attività lavorativa è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Verifiche sono inoltre in corso sui dipendenti trovati all'interno dell'esercizio commerciale al momento dell'accesso dei militari del NAS da parte del personale del nucleo ispettorato del lavoro. Adesso parliamo di Licata, dove c'è un certo allarme per un aumento dei casi di tubercolosi. Nell'arco di una settimana, infatti, sono state 6 le persone che hanno contratto la malattia. Una si trova ricoverata al reparto di malattie infettive del Policlinico di Palermo e 2 sono state sottoposte a cure farmacologiche. Per tutti il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP ha attivato la consueta profilassi. E adesso parliamo di rigenerazione urbana. Sono stati finanziati 7 interventi per la riqualificazione di altrettanti centri storici dell'Agrigentino e c'è il compiacimento degli architetti che dicono che finalmente si fa sul serio. Finalmente un segno positivo per il recupero dei nostri centri storici e questo è il commento del presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, che esprime il compiacimento dell'Ordine per il finanziamento con le risorse del PNRR di 7,5 milioni di euro in favore dei 7 comuni della nostra provincia da utilizzare per la valorizzazione dei centri storici. In particolare i comuni destinatari di queste risorse sono Bivona, Calamonaci, Ioppolo Giancazio, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina. In questi comuni hanno meritoriamente presentato una serie di progetti in partnership con imprese e associazioni culturali, ammessi e finanziati con i fondi del PNRR per un importo di 7,5 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori e dei servizi da completare entro il giugno 2026. I comuni suddetti hanno avuto il merito, continua il presidente Lamendola, di sfruttare nel migliore dei modi le risorse stanziate dallo Stato con il decreto del 7 giugno 22, emesso dal Ministero della Cultura, per il recupero di antichi borghi abbandonati, di centri storici di piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Il nostro auspicio, continua il Presidente dell'Ordine degli Architetti, è che gli interventi di rigenerazione urbana in chiave green e di valorizzazione dei centri storici dei 7 comuni della nostra provincia possano segnare anche per altri comuni un percorso virtuoso da seguire per promuovere nuove politiche di gestione del territorio fondate sulla riduzione del consumo del suolo, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Continueremo a offrire, conclude Lamendola, il patrimonio edilizio esistente, continueremo a promuovere le politiche di governo del territorio finalizzate al recupero della valorizzazione dei centri storici, così come abbiamo già fatto recentemente con i comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto, Raffadali, Santa Margherita del Belice e il Libero Consorzio Comunale, che hanno redatto 7 ottimi progetti di fattibilità tecnica e economica con i quali i soggetti banditori potranno accedere ai fondi della programmazione comunitaria del PNRR per la realizzazione di altrettanti interventi di riqualificazione urbana per un importo complessivo di ben 26 milioni di euro.
Il comitato del quartiere di Cannatello, rappresentato da Renzo Marino, ha incontrato il sindaco unitamente all'assessore Principato per porre sul tappeto le 1000 criticità del quartiere stesso. Sentiamo. Nella giornata di ieri presso il comune di Agrigento il sindaco Miccichè insieme all'assessore Principato hanno incontrato una delegazione del direttivo del comitato di quartiere di Cannatello. Durante l'incontro il coordinatore del comitato Renzo Marino in forma propositiva ha illustrato al primo cittadino le varie criticità del quartiere quali la pulizia, l'illuminazione pubblica, la viabilità, la toponomastica, i trasporti urbani, oltre alla rete idrica Colabrodo. Il sindaco Miccichè ha ascoltato con molta attenzione i delegati del comitato, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva e propositiva dei cittadini verso l'amministrazione comunale. Il sindaco Miccichè ha anche dichiarato che gran parte delle segnalazioni esposte dal comitato erano già note all'amministrazione. Un capitolo a parte è l'auspicata riapertura della farmacia a servizio del popoloso quartiere di Cannatello, relativamente alla quale il sindaco Miccichè ha dichiarato che la situazione è attenzionata e si attendono nuovi sviluppi. Alla fine dell'incontro il sindaco Miccichè ha assunto l'impegno di dare pronta attenzione alle questioni della pulizia, dell'illuminazione pubblica, alla rotonda dei maestri del lavoro, mentre per ciò che attiene alla manutenzione stradale, la toponomastica e alla relazione delle parti illuminanti mancanti in diversi tratti del quartiere occorrerà attendere i finanziamenti dei progetti in corso. Sarà venduta all'asta il 5 giugno prossimo Casa Memoria Peppino e Felice Impastato. La vendita avverrà presso la sala aste della società astelegale.net di Palermo e sarà possibile partecipare anche in via telematica sincrona a partecipazione mista tramite la piattaforma www.spazioaste.it. La vendita è stata disposta dal giudice per l'esecuzione immobiliare del Tribunale di Palermo Gianfranco Piagnataro. Il pignoramento e la successiva vendita derivano dal procedimento avviato dagli uffici giudiziari a causa dei debiti accumulati da Giovanni Impastato, figlio minore di Felicia Bartolotta e fratello di Peppino, per un ammontare di 140.000 euro verso l'attore Dario Tindaro Beca e 1.300.000 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Vista la mole del debito, vanno in vendita tutti i beni di Giovanni Impastato, tranne l'8 1 in cui vi è la sua abitazione, che non può essere considerata tra i beni da mettere in vendita, poiché l'immobile risulta essere totalmente abusivo. In pratica, nei documenti è presente il terreno, ma non è mai stata regolarizzata l'abitazione costruita dagli Impastato. Casa Memoria Impastato, che si trova al civico 220 di Corso Umberto I e ricade nel territorio del comune di Cinisi, fa parte dell'otto numero 2 che insieme ad un altro immobile parte da una base d'asta di 115.520 euro. Il Tribunale procederà nei prossimi giorni a interpellare la Regione Siciliana per sapere se intende esercitare il diritto di prelazione del bene, considerato comunque un sito di estremo interesse storico e culturale. Finisce così il sogno di Felicia e della sua casa, considerata casa dell'antimafia. Ci fermiamo per gli spot e torniamo tra pochissimo. Venerdì 11 aprile alle ore 16 presso il Centro Culturale Pasolini di via Atenea si terrà il primo congresso provinciale di sinistra italiana. L'evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti locali di Alleanza Verdi Sinistra, tra cui Pasquale Cucchiara, consigliere comunale di sinistra italiana di Favara, Calogero Avarello, consigliere comunale di sinistra italiana di Ravanosa e Vincenzo Cassaro, assessore
assessore alle politiche sociali del comune di Favara. Interverranno delegazioni del campo progressista e delle associazioni vicine che porteranno il loro contributo alla discussione politica e sociale, tra cui una delegazione regionale e territoriale di Europa Verde con Antonella Ingianni. Il congresso sarà coordinato da Carmelo Avarello e la relazione introduttiva sarà curata da Pippo Di Falco. E si parlerà di disturbi dello spettro autistico al convegno promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, che è in programma sabato prossimo alle 8:30 nella Sala Geraci di Via Picone, sede dell'Ordine. Durante l'incontro, organizzato sotto la direzione del presidente Santo Pitruzzella e del direttore sanitario del CTS di Canicattì Antonio Vetro, i relatori affronteranno temi diversi collegati all'autismo. Il questore di Messina, Annino Gargano, ha disposto l'attivazione di servizi straordinari della Polizia di Stato, in collaborazione con tutte le altre forze di polizia, nelle specifiche aree del Parco dei Nebrodi, con un focus particolare sulla zona dell'Audorsale dei Nebrodi, che si estende da Portella Femminamorta, nel comune di Cesarò, a Portella Mitta, nel comune di Floresta. Questi servizi, coordinati dal Commissariato di Polizia di Sant'Agata di Militello, sono stati organizzati per contrastare il crescente fenomeno di escursioni non autorizzate da parte di appassionati di moto da cross, quad e fuoristrada. Tali attività, spesso svolte in modo irregolare, violano sia le normative di tutela delle aree protette, sia quelle del codice della strada. Inoltre, tali comportamenti arrecano disagio a coloro che, rispettando le normative, si recano nel parco per fruire in tranquillità dei sentieri e delle aree attrezzate. In risposta a queste problematiche, le forze dell'ordine hanno predisposto un dispositivo di vigilanza interforze, che ha previsto sia presidi fissi, come punti di controllo e posti di blocco, sia attività dinamiche, focalizzandosi sui percorsi più frequentati da turisti ed escursionisti. I servizi sono stati attuati dalla Polizia di Stato, con il contributo dei commissariati di Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando, del posto fisso di Tortorici e del distaccamento della Polizia Stradale di Sant'Agata di Militello, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale Regionale e il supporto delle Guardie Parco dell'Ente Parco dei Nebrodi. A seguito delle attività di controllo, sono stati verificati 188 individui e 141 veicoli, con l'elevazione di 13 contravvenzioni per violazioni del codice della strada. Inoltre, 7 motociclisti sono stati sanzionati per violazioni della normativa ambientale, poiché sorpresi a circolare in una zona di riserva integrale, dove la circolazione di veicoli a motore è vietata. L'impegno delle forze dell'ordine proseguirà con ulteriori servizi mirati, a tutela del Parco dei Nebrodi e della sicurezza dei cittadini che desiderano visitarlo in modo rispettoso e sicuro. 8 anni si avvia a essere tradizione, perché ci sono paesi dove 1-2 anni e poi finisce l'entusiasmo e si spengono i riflettori. Alcamo no, sa continuare in questo solco, anche perché Alcamo è una città dove il senso della fede è qualcosa di spiccato che accompagna il nostro quotidiano. 13 aprile siamo pronti? Sì, siamo sempre carichi di entusiasmo, è un progetto che ci coinvolge, che amiamo portare in giro, è un progetto che unisce quella che ormai noi chiamiamo la famiglia della Passione di Cristo. Ogni anno si arricchisce di nuovi personaggi, sostituzioni, ma chi anche per quel giorno ha degli impegni, perché è chiaro che ci inseriamo nelle vite delle persone, magari non riesce ad essere presente quel giorno, comunque è presente in qualche modo attorno a tutti noi. Alcune certezze, tipo Gesù, che ormai è parte integrante. Gesù ci avesse per forza, quindi una certezza. Ma anche lui che interpreta questo ruolo. Non può mancare Gesù, altrimenti non si può fare la Via Crucis.
Assolutamente no, mantengo ancora il mio ruolo, è sempre come la prima volta perché personaggi che cambiano, percorsi che vengono modificati, è sempre una nuova esperienza. È un qualcosa di itinerante perché non si svolgerà solo in un posto la teatralità, ma abbraccerà l'intero contesto storico di Alcamo. Facciamolo capire a chi ci segue attraverso questa intervista. Dario De Blasi, il regista, l'idea di base, abbiamo cambiato un po' quella che è la tradizione generale, è quella di portare la passione di Cristo nel nostro centro storico, e questo perché deve essere sì assolutamente un motivo di aggregazione per la forte fede che accomuna in maniera manifesta tutti e promuovere il nostro territorio. D'altronde abbiamo noi veramente palcoscenici a cieli aperti. No? Quindi saranno quali? Partiamo dalla Basilica Chiesa Madre, poi il castello, poi la piazza, l'atrio di Sant'Ignazio di Loyola del Collegio dei Gesuiti. Lì allestiremo i processi principali. Non vi siete fermati neanche in quel periodo pre-pandemia, dopo pandemia? Nel 2021 abbiamo girato un cortometraggio, chiusi dentro al castello con i tamponi, anche lì è stato complicato, però ti posso dire che è stato un motivo per darci forza, per darci coraggio, per trovarci gli uni gli altri dopo periodi di paura, preoccupazioni che ci avevano tenuto tutti lontani. Ci siamo proprio fermati solo nel 2020 oggettivamente. Piano piano, passo dopo passo, creando questo gruppo, l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore Donatella Bonanno, la dottoressa Corvitto e prima il dottore Di Giorgio. È un progetto che ci lega tutti, soprattutto a quella che è la prospettiva UNESCO, un percorso lungo che però ci auguriamo ci vedrà vittoriosi quanto prima. Ci sarà la vostra trasferta Gorizia 2025. Nova Gorizia. Esatto, perché si divide lì il confine, per l'idea che abbiamo di portare gente ad Alcamo e Alcamo fuori dalle porte, come siamo stati a Matera nel 2019, come siamo stati in Spagna nel 2020, e porteremo uno spaccato di quella che è la nostra passione di Cristo unendoci al progetto di Europassione per l'Italia ed Europassion per l'Europa, e ci farà curriculum per l'UNESCO. Il 27 aprile invece trasferta a Naro, dove andrete a confrontarvi con le rappresentazioni sacre delle associazioni siciliane. Anche questo è un appuntamento ormai immancabile, lo affrontiamo con lo spirito di trarre qualcosa da chi ha fatto meglio o prendere spunto per potenziare quello che siamo. Noi abbiamo il nostro mood di vivere questa passione di Cristo, però arricchirlo di nuove esperienze, di gente che magari c'è dentro da più tempo di noi, ci aiuta sempre a migliorarci. Partiremo alle 17 dalla Chiesa Madre e le croci saranno più o meno per le 20:30 a Piazza Bagolino. Era tutto scritto. Il figlio dell'uomo avrebbe sofferto e il terzo giorno sarebbe risorto nella morte della sua gloria. E voi lo testimonierete. Non mancate, vi aspettiamo tutti. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci anche oggi seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle ore 15, alle 20 alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia, sul sito www.televideoagrigento.tv e naturalmente sui nostri numerosi canali social. Grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.